Una notizia bomba è appena esplosa sul mercato dei trasferimenti, da non perdere. Siamo qui per raccontarvi tutti i dettagli di questo trasferimento che potrebbe avere un impatto diretto sul Napoli. Ma prima, lo sapete, vero? Lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per rimanere aggiornati su tutte le novità del club. Ora, senza ulteriori indugi, andiamo al sodo. Il Napoli tiene d'occhio Stefan De Vrij. L'esperto centrale olandese dell'Inter è in scadenza di contratto e potrebbe essere disponibile sul mercato nella prossima finestra di mercato. Tuttavia, il giocatore stesso ha rivelato che la sua priorità è quella di rimanere all'Inter qualora il club decidesse di attivare l'opzione di rinnovo per un'altra stagione. In un'intervista a Voetbal International, De Vrij ha dichiarato: "Mi sento molto apprezzato all'Inter. Dovrei davvero rinunciare a tutto per una nuova avventura? A volte bisogna valutare ciò che si ha. Se il mio contratto verrà prolungato, sarò felice di rimanere. L'Inter è come una famiglia per me e finché avrò un ruolo importante, mi piacerebbe rimanere." Nonostante questa dichiarazione, il Napoli continua a monitorare la situazione. Antonio Conte è molto affezionato al difensore e lo vede come un possibile rinforzo per la difesa partenopea, soprattutto in vista della probabile partecipazione del club alla Champions League della prossima stagione. Ora vogliamo sapere cosa ne pensate voi, tifosi napoletani. De Vrij sarebbe il rinforzo ideale per la difesa del Napoli? Oppure il club dovrebbe cercare un difensore centrale più giovane per la prossima stagione? Lasciate un commento e partecipate alla discussione.